DPCM che elenca i negozi nei quali dal 1 febbraio si dovrà o meno usare il Green Pass base, ore di incertezza per tutta la giornata sui prodotti che si possono comprare nei supermercati fino alla precisazione chiarificatrice, possibile ogni tipo di acquisto. Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette, stanziati 1,6 miliardi. Casi Covid nei bambini raddoppiati in Veneto in una settimana dai pediatri, un nuovo appello alle famiglie: vaccinate i vostri figli. Era positiva ma ha soccorso un uomo finito nel fosso con la moto e per questo dovrà pagare una multa di 4.500 euro. La rabbia della cinquantenne di Ospedaletto Oganeo: rivoglio la mia fedina penale pulita. Crack Veneto Banca, il processo che vede imputato l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. Il giorno delle parti civili Banca Italia chiede 2,3 milioni di euro di danni. Lavorava sprovvisto di Green Pass in nero e percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, triplice sanzione per un dipendente di un bar di Padova scoperto dalla Guardia di Finanza. Il Covid ferma anche la prima tappa dei festeggiamenti per gli 800 anni dell'Università di Padova. Non si terrà a febbraio ma a maggio, in una data non ancora scelta, l'inaugurazione dell'anno accademico. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque lo avete sentito, il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DPCM che elenca le attività commerciali dove da febbraio non sarà necessario esibire il Green Pass. Solo in serata una FAQ del governo chiarisce il nodo supermercati. Esigenze alimentari e di prima necessità, esigenze di salute, di sicurezza ed esigenze di giustizia sono le 4 macro aree individuate dal governo nel nuovo DPCM firmato nel pomeriggio dal Premier Draghi, che mette nero su bianco le attività commerciali nelle quali dal 1 febbraio si potrà accedere anche senza Green Pass. Il decreto elenca una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso, fondamentali per garantire le esigenze essenziali e primarie della persona. E allora nel dettaglio, iniziando dalle attività alimentari e di prima necessità, non servirà essere in possesso della certificazione verde per accedere al commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati, con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, come ipermercati, supermercati o discount. In esercizi specializzati al commercio al dettaglio di prodotti surgelati, per animali domestici, carburante per autotrazione di articoli medicali e ortopedici e ancora commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, di articoli igienico-sanitari, di medicinali come farmacie o parafarmacie. Per quanto riguarda le attività che rientrano nella categoria salute, il DPCM chiarisce che è sempre consentito l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Questi ultimi però, per rimanere all'interno delle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, dovranno aver fatto il booster oppure avere l'esito di un tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore precedenti se hanno solo 2 dosi di vaccino o sono guariti dal virus. Alla voce sicurezza rientrano gli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, il cui accesso è consentito senza Green Pass, non obbligatorio nemmeno per entrare negli uffici giudiziari, dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Non sarà invece possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non in possesso del Green Pass, necessario anche per acquistare sigarette, libri e giornali, ma non nei chioschi all'aperto o ai distributori automatici. La prima bozza del decreto aveva aperto alcuni interrogativi relativamente ai supermercati. Alcune interpretazioni volevano che l'accesso ai market per chi è sprovvisto di certificazione verde fosse limitata al solo acquisto di generi di prima necessità, come generi alimentari, e che non potesse mettere nel carrello altri prodotti. Nel tardo pomeriggio però a chiarire la questione ci pensa lo stesso governo con una FAQ ad hoc sul suo sito che specifica che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green Pass possono acquistare qualsiasi tipo di merce anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette, un decreto da 1,6 miliardi. Sul tema bollette, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente provvede ad annullare per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Viene poi riconosciuto alle imprese energivore che hanno subito un incremento del costo per kilowatt superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019 un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'energia. Il decreto prevede inoltre l'aumento di 100 milioni del Fondo Unico Nazionale del Turismo ed è stata accolta la richiesta delle regioni di dedicare una quota alla decontribuzione per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Ha aumentato a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo, ricorso alla CIG scontato per hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense, catering, parchi di divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale da ballo e sale da gioco, ma anche per musei e radiotaxi. Ancora arrivano altri 400 milioni per le spese Covid delle regioni e per far fronte alla quarta ondata e per la campagna vaccinazione e nuovi contributi anche per il settore dei trasporti. 45,22 milioni serviranno infine per fornire gratuitamente mascherine FFP2 agli alunni, agli insegnanti e al personale scolastico in autosorveglianza. E continuiamo a parlare casi Covid nei bambini raddoppiati in Veneto. In una settimana è la fascia dei più piccoli quella che si scopre fragile nei confronti del virus. A Padova in una settimana sono quasi 6.000 i nuovi bambini positivi. Dai pediatri un appello alle famiglie: vaccinate i vostri figli. 549 classi in quarantena, 6.000 positivi, 16 bambini attualmente ricoverati in pediatria con età tra 1 mese e 12 anni e previsioni che a fine gennaio si raggiungerà una quota mai toccata di 50 piccoli pazienti in 30 giorni. Preoccupano i dati di casi Covid tra i più piccoli, quelli che fino a un anno fa sembravano essere protetti dalla malattia e invece probabilmente sono stati protetti dal lockdown e dall'isolamento che ha interessato soprattutto loro. Se i casi sono raddoppiati in tutta la regione in una settimana, dall'osservatorio privilegiato dell'azienda ospedaliera di Padova, Liviana Dadalt fa un appello. Stiamo vedendo che i bambini che non sono vaccinati diventano la fascia di età più fragile, quella ad oggi maggiormente soggetta ad infezione. Qui stiamo parlando di una vaccinazione che è efficace nel bambino, che è dimostrato avere pochissimi effetti collaterali, quindi è bassissimo rischio. Il vero rischio per i bambini invece è di contrarre la malattia. Tornano le porte aperte in pediatria per le vaccinazioni nel fine settimana. Nel frattempo sul territorio presi d'assalto i pediatri di famiglia che si sono trasformati in call center. I principali problemi concreti anche per le famiglie è di sapere quali siano le regole. E quindi dobbiamo supportare l'attività che fa d'altra parte la parte pubblica con il SISP a indicare ai genitori e ai bambini quali sono le regole che devono rispettare nel momento in cui un bambino diventa positivo in famiglia, quali sono le conseguenze per gli altri componenti della famiglia, che tipo di quarantena, se devono essere fatte o non devono essere fatte, che sono obiettivamente molto complicate perché sono diverse se è stato fatto un ciclo vaccinale, se sono passati 120 giorni dalla prima fase del vaccino, se è stato fatto il booster, non è stato fatto. Se spesso il Covid passa in fretta, quello che preoccupa di più i medici è la sindrome da long Covid, la cosiddetta MISC. Certamente ha un'incidenza bassa, si calcola per i dati che abbiamo che colpisca un bambino ogni 1000 rispetto a quelli che contraggono l'infezione, bambini che sono precedentemente sani, cioè non c'è una predisposizione a questa malattia, quindi colpisce bambini sani, non bambini fragili, ed è una malattia sempre grave, è una malattia che interessa molti organi e prima di tutto il cuore nel 70% dei casi. Il cuore è un organo vitale ovviamente, proprio per l'interessamento cardiaco un 30% di questi bambini richiede terapia intensiva e un altro 30% esce dall'ospedale con degli esiti a livello del cuore che richiedono un follow-up a distanza. A Padova attualmente sono seguiti 4 pazienti, ma sono relativi ai casi di novembre, un numero destinato ad aumentare.
Rimaniamo nel Padovano, vicenda paradossale, quella accaduta ad una casalinga di Ospedaletto Euganeo. Era positiva quando ha soccorso un uomo finito nel fosso con la moto e per questo dovrà pagare una multa di 4.500 euro. Era lì vicino al platano, io non so come abbia fatto a non prenderlo, perché per me è stato miracolato quel ragazzo. E la sua prima reazione dopo l'adrenalina dell'incidente era quella di alzarsi, prendere la moto e andare via. Quindi lì a me è venuto il panico, perché ho detto magari sta peggio, cade, sbatte la testa. I fatti di cui parla la signora Maria Stella Scarmignan si riferiscono al 23 aprile 2020, quando, a pochi metri da casa sua, a Palugana di Ospedaletto Euganeo, ha rotto la quarantena per soccorrere un motociclista che aveva avuto un incidente con la propria moto. Dopo pochi giorni, però, l'amara sorpresa. Mi arriva una cartolina dai carabinieri di presentarmi in caserma e mi avvisano appunto che sono stata denunciata per la violazione del Covid, del lockdown, della restrizione del Covid, perché risultavo positiva. Lei in quel momento lì era positiva? Allora, io praticamente avevo fatto i tamponi di controllo al 13 di aprile che era risultato negativo, mentre al 17 è tornato positivo e in quel periodo lì loro volevano 2 tamponi consecutivi negativi per dire che era finito la quarantena per noi. E l'incidente è avvenuto il 23, poi io ho ripetuto i tamponi al 30 di aprile era negativo e al 4 maggio era negativo. Il giudice ha quindi condannato la signora Scarmignan a 2 mesi di reclusione commutata in una multa da 4.500 euro. Io sinceramente è la prima volta che mi trovo in una situazione con il penale. Non mi era mai successo, per cui la mia fedina penale è candida e adesso mi trovo che verrà sporcata perché è considerata già condannata senza neanche sentire la mia versione. Io mi aspettavo che un giudice sentisse sia la mia versione che quella del... Invece non è andata così, quindi ho fatto ricorso. Il problema è che per difendersi bisogna avere disponibilità economica e io questa sinceramente non ce l'ho. Quindi spero tanto nell'aiuto delle persone, nella solidarietà della gente. A raccontare la storia, la figlia Isabella sui social, una maniera per gridare la propria rabbia. E tutto questo per portare la gente a riflettere. Non volevo tirare in ballo situazione pandemia, nient'altro, solamente il fatto che si condannano dei principi, dei valori morali, umani che non dovrebbero neanche essere premiati, ma dovrebbero quantomeno essere la normalità. Anche Matteo Salvini, via social, ha espresso la sua solidarietà alla signora Maria Stella. Anzi, addirittura lui ha detto che se proprio c'è bisogno la pagano loro la mia multa, ma la questione non è la multa. Io punto molto sul discorso della mia fedina penale, che rimanga com'era, candida e non intaccata, non sono una criminale. Banca Italia chiede a Vincenzo Consoli 2,3 milioni di danni, è quanto la richiesta formulata questa mattina dall'avvocato di Banca Italia Stefania Ceci, dopo che ieri il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni per l'ex amministratore delegato. Non ci sono dubbi, Vincenzo Consoli era il leader indiscusso di Veneto Banca, godeva di un potere incontrastato, il suo volere era legge. Per quasi 7 ore i pubblici ministeri Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno sparato a zero contro l'ex amministratore delegato di Veneto Banca, chiedendo non meno di 6 anni di reclusione. Era l'artefice, consapevole di tutte le decisioni. Operazione della Polizia di Padova coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia contro una banda di spacciatori tunisini. 21 gli arresti tra il 2018 ed il 2019 erano stati protagonisti di spedizioni punitive in città per il controllo del territorio. Non avevano esitato ad affrontarsi a colpi di manganelli e pugnali per il controllo delle piazze dello spaccio di Padova. Il primo episodio nel 2018, gli altri tra gennaio e febbraio 2019. Un'organizzazione basata sulla vendita di cocaina, quella che faceva capo a 2 fratelli tunisini, bloccata dalla squadra mobile di Padova nel corso di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia.
Identificati i responsabili delle aggressioni, vere e proprie spedizioni punitive all'interno di una guerra per il controllo del territorio. Gli investigatori hanno ricostruito le fila di una pericolosa banda in grado di reclutare nuovi associati anche facendoli arrivare direttamente dalla Tunisia. 21 le persone arrestate tra Padova, Abano Terme, Rubano e San Giorgio delle Pertiche. In 2 anni il gruppo aveva mandato in Tunisia centinaia di migliaia di euro provento dello spaccio. Avevano mosso infatti quasi 230 quintali tra cocaina e hashish. Lavorava sprovvisto di Green Pass e in nero il lavoratore scoperto dalla Guardia di Finanza in un bar del centro di Padova. Triplice sanzione per un lavoratore scoperto in un bar del centro di Padova dai baschi verdi della Guardia di Finanza. Da un mese circa l'uomo prestava il suo servizio senza alcun contratto e al momento del controllo è stato scoperto anche sprovvisto di Green Pass da tampone o da vaccinazione come prevede la legge. Per il lavoratore e per il titolare del bar sono scattate le sanzioni previste. Gli accertamenti successivi hanno permesso ai militari di accertare anche che da marzo 2021 lo stesso lavoratore percepiva il reddito di cittadinanza. Non avendo comunicato la variazione della sua situazione, seppur in modo del tutto anomalo, per l'uomo è scattata anche una denuncia. Operazione della Guardia di Finanza di Venezia contro il falso Made in Italy, sequestrate 8.000 borse firmate. Le vendevano nei negozi del centro storico di Venezia, borse in pelle firmate dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Tutto falso, lo hanno accertato i militari della Guardia di Finanza di Venezia, che da un primo sequestro di 3.700 articoli in pelle in 8 negozi della città lagunare sono riusciti a ricostruire parte della filiera e a individuare il fornitore in Italia all'interno del centro ingrosso Cina di Padova. Qui sono state sequestrate altre 4.000 borse. Nel corso delle indagini individuate anche 15.000 etichette con la stampa Made in Italy pronte a essere cucite sui prodotti che invece provenivano dall'estero e in particolare dalla Cina. Le Fiamme Gialle, coordinate dalle procure di Venezia e Padova, hanno denunciato 9 persone accusandole di frode. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio, parliamo ora di sport. Crolla la pratica sportiva tra i giovanissimi e tra gli adulti. In Veneto l'allarme arriva dal CONI che a Padova ha presentato l'apertura di 5 nuovi sportelli a sostegno delle società iscritte. Lo sport veneto sta male tutta la società civile, sta male lo sport nazionale, ma lo sport veneto sta soffrendo molto. Come ha detto il mio grande presidente Giovanni Malagò, oggi rischiamo a fine anno di aver perso il 50% delle società sportive, una cosa abnorme e astronomica. Le cifre sono quelle che fanno riflettere. In Veneto il Covid ha allontanato dalla pratica sportiva il 25-30% degli under 10, il 15% dei giovanissimi e il 50% degli over 30, numeri che potrebbero portare alla scomparsa di molte società sportive. Chi pratica sport un po' di quote di partecipazione le dà alle società. Le società in questo momento sono asfissiate da rosso profondo delle casse, dal dover rispettare i vari DPCM e tutte le normative che si susseguono costantemente, continuamente, dalla difficoltà del ritorno alla pratica sportiva perché le visite mediche per chi pratica sport agonistico sono intasate e sovraccariche. Tutto questo imbuto, questo coacervo di cose, di aspetti organizzativi, burocratici ed economici fanno sì che lo sport veneto sta soffrendo molto. Intanto il CONI continua a sostenere le società con l'apertura di 5 sportelli, 2 già esistenti e 3 nuovi. Il SIS a servizio degli impianti sportivi, un servizio di consulenza fiscale, un servizio sull'alimentazione per sostenere gli sportivi e prevenire l'obesità infantile, un nuovo sportello psicopedagogico e uno sportello che sarà centro d'assistenza per i finanziamenti, per non lasciare inutilizzate risorse pubbliche.
Il Covid ferma anche la prima tappa dei festeggiamenti per gli 800 anni dell'Università di Padova. Non si terrà a febbraio ma a maggio, una data non ancora scelta, l'inaugurazione dell'anno accademico. Ci sarebbe piaciuto inaugurare l'anno accademico l'8 febbraio, una data che richiama fortemente quella libertà che è e sarà la nostra cifra fondante. Ci sarebbe piaciuto, ma in un periodo straordinario quanto all'attuale abbiamo pensato di rinviare l'inaugurazione a maggio, scrive la rettrice Daniela Mapelli in un messaggio condiviso sul sito dell'Università. Una scelta in cui il boss si è fatto guidare dalla storia, precisa Daniela Mapelli. Proprio in questi giorni infatti ha avuto modo di visionare l'invito all'inaugurazione del 700° anno accademico nel 1922 che l'allora rettore Luigi Lucatello fissò proprio per maggio. 100 anni dopo la storia si ripete. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, è chiaro, per ora sono state sospese tutte le manifestazioni previste in città per il periodo di carnevale. Prioritario è raffreddare la curva del contagio. Al momento non è una cancellazione ma una sospensione in attesa di capire che andamento avrà la curva del contagio. La sostanza però non cambia. Chioggia per il momento non ha confermato nessuna delle manifestazioni previste per il periodo di Carnevale 2022, da sabato 12 febbraio a martedì 1 marzo. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, eletto da pochi mesi, è chiaro. Prioritario è anzitutto raffreddare la curva dei contagi. Allo stato attuale non possiamo ovviamente programmare nulla perché non sappiamo se la curva dei contagi si alzerà o si abbasserà. C'è però anche una bella notizia per Chioggia, che potrebbe rappresentare in prospettiva un importante volano per il turismo e l'economia della città. Il celebre New York Times ha inserito Chioggia tra le mete turistiche da visitare nel 2022. Una notizia, quella del New York Times, che ci ha reso orgogliosi veramente della nostra splendida città. Noi saremo pronti ad accogliere a braccia aperte anche gli americani, gli amici degli Stati Uniti, e ci auguriamo che i primi ad arrivare siano i militari di stanza nel nostro Veneto, nelle loro basi militari, e quindi di americani ne abbiamo già qui in Veneto, quindi speriamo che vengano a visitare anche l'orologio più antico al mondo ancora in funzione, che è la Torre di Sant'Andrea. La sezione Veneto di Articolo 21 consegna ai docenti dell'Università di Padova Laura Nota e Marco Mascia il premio e stringe un nuovo patto di alleanza per la libertà di opinione e la ricerca. Un premio che profuma di libertà, difesa dei diritti umani e civili e di verità. È l'Archivio Antico dell'Università di Padova a ospitare la consegna del premio della sezione Veneto di Articolo 21. Avere il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione è una garanzia di pluralità e per questo, nel segno di una nuova alleanza con l'Università di Padova, il premio va a due docenti, Laura Nota e Marco Mascia. L'articolo 21 è un presidio di libertà e democrazia, no? Di lotta contro la disinformazione, di monitoraggio anche nei confronti dei comportamenti dei governi, del mondo dei privati, e l'Università di Padova insieme con l'articolo 21 è riuscita a realizzare tutta una serie di iniziative e di attività volte a rafforzare, a promuovere, no? Questo diritto alla libertà di opinione e di espressione. Questa collaborazione è viva, è partita, durerà nel tempo e continueremo a lavorare proprio per insegnare che esistono le manipolazioni, le fake news, capire perché ci sono e come possiamo fronteggiarle. È una collaborazione di discipline diverse, dove ci sono anche le scienze dell'informazione, della comunicazione, ma tutte le altre discipline che le università possono offrire, e questo è il bello. È proprio dal Bo, simbolo di libertà, conoscenza e ricerca, Giuseppe Giulietti, presidente nazionale dell'FNSI, lancia un nuovo patto. Che tutte queste professioni che interpretano l'articolo 21 della Costituzione, l'articolo della Costituzione sulla ricerca, sulla libertà di insegnamento, si mettano assieme per contrastare tutti coloro che vogliono imbavagliare la ricerca e le competenze. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo.
sul nostro territorio prevale l'azione stabilizzante dell'alta pressione, con tempo buono e clima un po' più freddo a causa di un impulso gelido dalla Russia. Nel dettaglio sul Veneto, la grafica di sabato 22 gennaio evidenzia un contesto tranquillo. Sarà infatti soleggiato un po' su tutte le province, salvo locali annuvolamenti sui settori dolomitici di confine. Clima a tratti ventoso in pianura per il rinforzo dei venti da ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero praticamente ovunque, massime invece tra 5 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, non sono attese piogge, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -3 e -1 grado, massime sui 4-6 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, ampio soleggiamento, nessuna novità di rilievo. Temperature minime sotto lo zero, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.